Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo alle giornate naturalistiche di Bosco Nordio, la riserva naturale di Veneto Agricoltura che si trova lungo la Romea, appena fuori Chioggia. Un interessante programma estivo, giornate che si tengono di domenica e di mercoledì, e capiremo perché si tengono il mercoledì e soprattutto di cosa si tratta. Parleremo di questo con Camilla Pedrazzini, che è laureanda qui all'Università di Padova in Scienze Forestali e Ambientali, che è una tirocinante di Veneto Agricoltura, sta preparando proprio una tesi con Veneto Agricoltura. Camilla, grazie per essere oggi qui con noi e ci spieghi in cosa consistono queste giornate che si tengono appunto di domenica e di mercoledì a partire da mercoledì 22 luglio. Buongiorno a tutti, innanzitutto la riserva naturale integrale Bosco Nordio è una riserva importantissima per le sue peculiarità, innanzitutto perché si trova su un antico sistema dunale distante attualmente 3 km dalla linea di costa e si trova anche tra le foci dei grandi fiumi Po, Adige e Brenta. È importante creare delle occasioni per i visitatori di osservare quello che sono le caratteristiche di questa riserva e quindi si è deciso di dare possibilità a tutti e aprire quindi anche il mercoledì per incanalare i visitatori affluenti dai campeggi soprattutto e dalle situazioni turistiche. Certo, il sabato era una giornata di uscita ed entrata nei campeggi e negli alberghi del litorale, per cui si è preferito andare il mercoledì, quindi di domenica e di mercoledì. Ma chi arriva cosa trova? Perché è interessante venire a Bosco Nordio in queste giornate? Che ricordiamo, tra l'altro sono domenica 22 luglio, domenica 29 luglio, poi si passa ad agosto, il 5, il 19, il 23 e il 26. E poi vedremo quali sono i titoli di queste giornate. È importante per chi passa da questi luoghi osservare quello che è un residuo di un antico sistema di boschivo che un tempo era presente e adesso ne rimane in piccoli frammenti. Quindi è importante e è una ricchezza che le persone possano venire a queste giornate, e queste giornate sono costruite appunto per rendere fruibile tutto quello che sono le caratteristiche della riserva. Entriamo più nei dettagli. Per esempio, mercoledì 22 luglio, il cielo tra le fronde. Chi arriva cosa trova? Mercoledì 22 è in programma un'escursione guidata nel bosco al tramonto la sera per osservare quello che è la vegetazione, quello che sono le luci tra le fronde del bosco serali e notturne, per osservare anche le costellazioni, per discutere e raccontare la storia delle costellazioni con questa cornice della meravigliosa riserva che è Bosco Nordio. Ovviamente ci sono le guide. I visitatori saranno guidati dal personale di Acqua, che è una società che si occupa di educazione naturalistica, certo, all'interno appunto dei sentieri di Bosco Nordio. Un altro dei titoli, ed è in programma il 29 per esempio, mercoledì 29, è innamorarsi di qualche duna. Cosa vuol dire? Innamorarsi di qualche duna è una visita inserita nel progetto Life Redune e che ha l'obiettivo di far conoscere ai visitatori quello che sono le peculiarità dell'antico sistema dunale che ospita al suo interno specie di particolare interesse, soprattutto vegetazionale. Saranno guidati da un esperto dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Ecco, perché ricordiamo che tra l'altro alcune di queste iniziative si svolgono nell'ambito di alcuni progetti europei, perché a Bosco Nordio ci sono dei progetti, si fanno delle cose con dei progetti europei, per esempio Life Redune, Life uno dei più importanti programmi ambientali europei, Life Redune, quindi la valorizzazione di questi habitat così importanti. Perché le dune sono importanti? Allora, innanzitutto le dune sono inserite nel sistema dunale, la vegetazione all'interno delle dune fa parte dell'Habitat 2130, che è un habitat tutelato a livello europeo, protetto, e quindi la conoscenza dell'importanza e della fragilità di questo habitat deve essere una conoscenza diffusa, non deve essere una conoscenza esclusiva dell'esperto, e per questo è importante anche a livello di progetto europeo espandere la conoscenza attraverso appunto il racconto di un esperto in un luogo dedicato e di interesse.
Poi vedo ci sono degli altri titoli, i capolavori del bosco, per esempio. Cosa sono? I capolavori del bosco è un'altra escursione, sempre in una zona interessata da un progetto europeo che ospita al suo interno, è un progetto pilota, è un progetto pilota chiamato progetto Impreco, cioè il macro progetto è progetto Impreco, il progetto del sentiero della Land Art, che sarà proprio il tema della nostra escursione, appunto un progetto pilota che è nato da Bosco Nordio e vede la realizzazione di una serie di opere d'arte all'interno di uno dei sentieri che un tempo è stato una zona molto degradata del bosco, e questo ci ha permesso di dare un modo diverso di vedere il bosco e di conoscere quello che sono le caratteristiche del bosco mediante le opere di land art. Bene, allora noi adesso abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, però dobbiamo fornire alcune informazioni a chi ci segue. Abbiamo già detto, alla domenica e al mercoledì di luglio e agosto ci sono queste interessanti iniziative, visite guidate, ma dov'è che si possono raccogliere informazioni? E poi immagino bisogna prenotarsi, e quindi? È consigliabile la prenotazione soprattutto per le visite guidate, non per le giornate di apertura dove è possibile affluire senza prenotazione. Le informazioni sono presenti all'interno del sito di Acqua Natura e Cultura e anche sul sito di Veneto Agricoltura, e abbiamo una pagina Facebook che si chiama Acqua Consiglia Bosco Nordio, dove si informano i visitatori di tutto quello che sono le possibilità all'interno della riserva. Benissimo. Allora, prima di salutarci, invitiamo chi ci segue di prenotare una visita a Bosco Nordio alla domenica o al mercoledì. Ci sono delle iniziative molto interessanti, una giornata da vivere all'aria aperta e imparare un sacco di cose, di domenica e di mercoledì. Ci sono tutti gli orari, i titoli delle iniziative, e quindi partecipiamo. Un saluto a tutti e alla prossima occasione. Arrivederci.